città per il numero di abitanti che la vive, eppure una municipalità. Questo non semplifica le cose in ambito di sicurezza, ne è convinta la Presidente del Comitato Progetto Comune. Mentre decine di persone si sono recate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita Andrea Bullo e il figlio, è stata stabilita una cauzione altissima per il responsabile dell'incidente. Anche questa mattina si sono alzate a sorpresa le paratoie che hanno tenuto all'asciutto la città nei punti più bassi del centro storico. Per domani è previsto un picco di 105 alle 9. Sul contributo d'accesso a Venezia devono esprimersi anche la Regione e le città vicine. Il consigliere regionale Montanariello chiede un doppio tavolo per affrontare la questione. Tra le migliaia di visitatori che hanno affollato Venezia, ad attirare l'attenzione è stata una pecora che con tanto di pannolino e guinzaglio ha attraversato la città tra la sorpresa e il disappunto dei veneziani. 1000 lavoratori e pensionati provenienti da tutto il Veneto hanno partecipato a Roma alla manifestazione per chiedere un negoziato di pace in Ucraina. Nell'ospedale di Chioggia sta per nascere un centro di fecondazione assistita che diventerà un punto di riferimento anche oltre i confini dell'ULSS 3. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Mestre andrebbe dunque trattata come città per il numero di abitanti che la vive, eppure è una municipalità. Questo non semplifica le cose in ambito di sicurezza, ne è convinta la Presidente del Comitato Progetto Comune. Dopo l'ultimo accoltellamento in via Leardi e l'incontro ieri pomeriggio tra il questore e molti cittadini in via Piave a Mestre, un altro episodio di microcriminalità. Qualcuno ha distrutto con un tombino la vetrata blindata di un locale all'angolo con via Montenero. Sembra non esserci fine, ma c'è chi invece pensa che le soluzioni ci siano. Questa situazione si è stratificata nel tempo, ma non negli ultimi mesi, negli anni, perché il sentiment e le paure dei cittadini e tutto quello che i cittadini negli anni hanno voluto manifestare è sempre stato derubricato come percezione di pericolo, e noi sappiamo che quando si parla solo di percezione di pericolo le cose sembrano un po' lontane, non hanno sicuramente la valenza di una cosa invece che bisogna affrontare nell'immediatezza. Posto che per regolamentare determinate presenze sul territorio serve un'azione di governo, secondo il comitato che da anni si batte per Mestre bisognerebbe poi muoversi su almeno due fronti. La municipalità di Mestre Carpenedo al 31/12/2021 contava 87.315 abitanti. Faccio presente che per esempio Treviso ne conta 83.000, Rovigo 52.000, Belluno 36.000. Quindi solo la municipalità di Mestre Carpenedo è una città all'interno della città, soltanto che non ha le prerogative di una città, nel senso che quelle che ho citato prima hanno in sede la prefettura, hanno il tribunale, hanno tutta una serie di dispositivi che controllano il territorio, mentre il nostro è una municipalità. In secondo luogo, e noi dobbiamo veramente riappropriarci della nostra città. Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di fare qualche cosa ogni giorno per riprendersi un pezzetto di territorio. Io credo che in questo preciso momento ci sia proprio l'occasione per espandersi invece, per sentire veramente tutta la popolazione interessata, tutte le associazioni, le persone che vogliono salvare questa città, e quindi mettersi a 4, 6, 8, 100 mani per poter individuare dei protocolli che possano far bene a questa città. La cronaca ora, mentre decine di persone si recano sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita Andrea Bullo e il figlio, è stata stabilita una cauzione altissima per il responsabile dell'incidente. È di 4 milioni di dollari la cauzione stabilita dal giudice per il 21enne ubriaco che ha tamponato l'auto in California su cui viaggiavano il veneziano Andrea Bullo e il figlio tredicenne, andata in fiamme a causa del violento tamponamento subito. Il 21enne, uscito dall'incidente con lievi ferite, è ancora ricoverato all'ospedale, ma una volta dimesso andrà in carcere con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e doppio omicidio stradale colposo. All'incrocio, dove hanno perso la vita padre e figlio, decine di persone, tra cui i compagni di scuola del tredicenne, per rendere omaggio, chi con un fiore, chi con un oggetto.
Andrea, originario di Murano, era conosciuto per la sua solarità. Trattava i clienti come amici che hanno fatto la fila per portare la loro solidarietà allo staff del noto ristorante Moon Shadows Malibu lungo la Pacific Coast Highway. Anche questa mattina all'alba si sono alzate a sorpresa le paratoie che hanno tenuto all'asciutto la città nei punti più bassi del centro storico. Per domani è previsto un picco di 105 alle 9. È stato il vento che spingeva forte la marea, soprattutto in mare aperto, a convincere la cabina di regia e gli operatori del Consorzio Venezia Nuova a premere il pulsante e attivare anche questa mattina all'alba le paratoie gialle del Mose. Non era previsto per una quota massima di 110, registrata in mare alle 7,55, ma come detto la forza del vento ha consigliato prudenza. Così, grazie alle barriere, l'onda di marea si è fermata a 68 a Punta della Salute e ai 75 misurati a Chioggia, valori ben al di sotto di quelli che mettono a rischio la città. Così Venezia si è svegliata all'asciutto senza nemmeno bisogno di posizionare le barriere, prima montate e poi tolte, per l'entrata in funzione del Mose attorno alla Basilica. La soddisfazione del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. La utilizzazione del Mose ci ha messo in condizioni di tranquillità. Non si è potuto per questo provare le paratoie che abbiamo attorno alla Basilica, ci saranno sicuramente delle altre occasioni, però registriamo positivamente che questo sia verificato nella giornata di ieri oggi. A una settimana esatta dal terzo anniversario dell'Acqua Grande del 12 novembre 2019 si respira una maggiore tranquillità. Anche domani mattina però è previsto un nuovo picco di marea a 105 alle ore 9, ma stavolta il Mose non dovrebbe sollevarsi. Il Mose noi abbiamo bisogno che chiuda sempre, voglio dire, quantomeno per il tempo che servirà per mettere in sicurezza la parte delle realtà che sono attorno a San Marco. E già da dopodomani invece si insedierà il cantiere per i lavori in un luogo simbolo della città a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Si metterà in sicurezza Piazza San Marco dall'alta marea. 400 giorni la durata del cantiere per questo primo stralcio, 6 milioni di euro il costo dell'intervento. A lungo atteso l'intervento per mettere in sicurezza Piazza San Marco dall'Acqua Alta ora sembra aver preso l'abbrivio giusto e brucia le tappe. Già da lunedì, in anticipo di circa una settimana rispetto alle tempistiche annunciate, si insedierà il cantiere che con 400 giorni e un investimento di 6 milioni di euro dovrà completare il primo stralcio per mettere in sicurezza l'area marciana. Cafarsetti ha rilasciato tutte le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico alle ditte coinvolte nel cantiere. L'annuncio dell'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga. Tutte le attività produttive e commerciali dell'area aspettavano da tempo questo intervento della messa in asciutto della piazza. Per far sentire la nostra vicinanza e far tranquillizzare il più possibile nell'esecuzione dei lavori i commercianti, ho iniziato a fare un passaggio proprio di persona, sono entrato nei negozi della piazza a parlare con i titolari e far vedere appunto quale sarà l'esecuzione dei lavori e tutto il processo che vedrà appunto la Piazza San Marco impegnata in questi lavori per circa 1 anno e mezzo. L'attenzione a monitorare le varie fasi sarà costante. C'è tanta speranza e la cosa sicuramente verrà fatta in maniera molto attenta e cercando di non creare disagi il più possibile alle attività produttive già tanto diciamo fortemente penalizzati tra il periodo dell'Acqua Grande e il periodo del Covid. E sul contributo d'accesso invece a Venezia devono esprimersi anche la Regione e le città vicine. Il consigliere regionale Jonathan Montanariello chiede un doppio tavolo per affrontare una questione che dice non può essere decisa dal solo comune di Venezia. L'introduzione di un contributo d'accesso per visitare Venezia è una questione talmente complessa da non poter essere ridotta a decisioni prese dentro i confini del comune, ma deve essere discussa a livello regionale. Non a caso l'intero Veneto si promuove turisticamente puntando innanzitutto sulla fama del suo capoluogo, tanto da proporsi a livello internazionale col nome di The Land of Venice, la terra di Venezia. Insieme alla collega Zottis chiediamo alla Regione
di costruire un tavolo insieme a tutti quegli attori pubblici e privati, tutti quegli stakeholder che in qualche modo abbiano interesse nel capire e gestire questo fenomeno affinché venga applicato, se proprio deve essere applicato, senza recare danni o controindicazioni a nessuno. Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello, inoltre, al più ampio tavolo regionale deve aggiungersene un secondo, più territoriale, che metta insieme tutte le località che confinano con Venezia. Questo dibattito non può esularsi da un confronto con l'intero territorio metropolitano, intanto perché non credo che sia fattibile senza degli accordi forti con le principali porte d'accesso che sono Chioggia, Mira, Cavaglino, e anche perché ricordiamoci che l'offerta turistica di tutto il brand metropolitano in qualche modo parte, passa o arriva a Venezia. E tra le migliaia di visitatori che oggi hanno affollato Venezia è sicuramente quella che è passata meno inosservata. Parliamo di una pecora che con tanto di pannolino e guinzaglio ha attraversato la città suscitando la curiosità dei passanti. La signora che accompagna la pecora, ha chiarito l'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga, gira l'Europa nell'intento di sensibilizzare il Parlamento europeo perché manca una precisa definizione giuridica di animale d'affezione. Sono al suo fianco in tutti i sensi. Immagini e video della pecora hanno immediatamente fatto il giro del web, suscitando anche diverse critiche da parte di chi reputa questo l'ennesimo caso di una Venezia ridotta a un carrozzone turistico. Voltiamo pagina. 1000 lavoratori e pensionati provenienti da tutto il Veneto hanno partecipato a Roma alla grande manifestazione organizzata per chiedere un negoziato di pace in Ucraina. Arrivati da tutte le province della regione, in treno e con gli autobus organizzati dalla CGIL, oltre 1000 tra lavoratori e pensionati veneti hanno partecipato alla manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma Europe for Peace per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e un negoziato di pace. Una manifestazione cui hanno aderito anche gli altri sindacati e diverse associazioni laiche e religiose. E pensiamo che sia necessario un cessate il fuoco immediato, una ripresa dei negoziati perché finiscano le grandi ingiustizie che si stanno creando, le grandi tragedie che stanno attraversando il popolo ucraino. A 8 mesi dall'inizio del conflitto, con un numero inaccettabile di vittime e la devastazione infrastrutturale di un paese, i manifestanti chiedono che dalle armi la parola torni alla politica, alla diplomazia e al dialogo. La CGIL, tra l'altro, è stata tra le organizzazioni che si sono attivate fin da subito per portare aiuti alla popolazione ucraina, che sta subendo sofferenze indicibili a causa dell'invasione russa. Solidarietà soprattutto con gli obiettori di coscienza, sia russa che ucraina, e sono gli unici attori in questo conflitto che si parlano. Siamo in una regione, il Veneto, dove vediamo molte bandiere della pace, vediamo un attivismo della pace notevole. Il boom di presenze invece sulla costa veneta dell'estate scorsa potrebbe non ripetersi gli anni prossimi. I sindaci del litorale veneto sono al lavoro per analizzare gli scenari del post-Covid e studiare le strategie future. L'immediato post-lockdown ha spinto i turisti a scegliere luoghi di vacanza più vicini alla propria residenza, ma si tratta di una scelta che potrebbe non essere confermata dal ritorno ad una normalità che permette viaggi dalla lunga distanza. In altre parole, la conferma nelle prossime estati del recente boom di presenze lungo la costa veneta è tutt'altro che scontato. Noi dobbiamo smetterla di pensare che il turismo può bastarsi da solo, noi dobbiamo pensare, approfondire, studiare, trovare soluzioni e anche, perché no, copiare. A volte basta copiare bene. Non bastano più le strutture da sole, gli imprenditori da soli, devono esserci reti pubblico-private che vanno avanti e che creano delle opportunità. Il qualcosa di nuovo ogni anno deve passare attraverso la sinergia pubblico e privata. Secondo il dossier redatto dal gruppo di lavoro di Tolomeo, guidato dal professor Paolo Feltrin su società, economia locale e pianificazione strategica dei comuni della costa veneta, bisogna lavorare per attrarre il più possibile quel pubblico nazionale ed europeo che per 1000 ragioni non apprezza andare lontano, creando innanzitutto un ambiente più vicino a quello cui sono abituati. Spiagge con meno auto possibili, con più elettrico possibile, con più biciclette possibili, con più tram elettrici, bus elettrici, come si vede ormai in tutto il centro-nord Europa. In secondo luogo, attirare più anziani. Esiste un mercato enorme
del turismo anziano che solo in parte l'Italia e il Veneto attrae. Tiene banco invece a mira la questione degli alberi abbattuti a Villa Levis Morenos, con rari esemplari di fauna e scoiattoli rimasti senza nido e approvvigionamenti, le rassicurazioni del comune rispetto ai timori dei residenti. Forse qualcuno non lo sa, ma qui ci sono anche gli scoiattoli, oltre che c'erano per terra i merli in mezzo agli alberi abbattuti che andavano in cerca dei loro nidi con i loro piccoli. Guarda una roba, uno strazio. Ma io penso ai miei nipoti, una volta tagliati alberi secolari, quando li rivedranno? E sono andati via anche gli uccellini che avevano fatto il nido, tipo ghiandaie, picchi, gufi reali, civette, merli, colombi, comunque tortore. Io seguo un attimo questo perché li metto da mangiare e vedo che non ce ne sono neanche più. Nello sguardo e nella voce di Antonella e Anna, il dolore e la perplessità di una comunità che continua a non darsi pace per l'abbattimento dello scorso 17 ottobre di 41 dei complessivi 219 alberi del patrimonio del parco di Villa Levi Morenos a Mira. Come noi abbiamo gli anziani che mancano, c'è il ciclo della vita, impianti e crescono e ma tagliarli così una riga dritta perfetta, una riga dritta di alberi ci ha fatto un po' pensare e tristezza e abbiamo perso il verde. Con ghiandaie e scoiattoli, pure il picchio rosso rimasti senza casa, con i nidi a terra insieme agli alberi abbattuti, che fine farà anche la colonia felina? Chiedono residenti e comitati. Puntuale la risposta del comune. La colonia felina sarà valutato adesso dagli uffici la situazione nel complesso recupero del parco storico. Indubbiamente il parco è stato recuperato per metterlo in sicurezza e per restituirlo alla città e tutto quello insomma che è all'interno del parco va tutelato e rispettato. Ora all'ospedale di Chioggia, dove sta per nascere un centro di fecondazione assistita che diventerà un punto di riferimento. Primo sopralluogo pubblico al cantiere nell'ospedale di Chioggia, dove sorgerà il nuovo centro per la procreazione medicalmente assistita che servirà il territorio. Questo centro si propone di soddisfare le esigenze dell'intera ULSS 3 e non solo, anche le esigenze di tutte quelle coppie che del Veneto e al di fuori del Veneto che ambiscono ad avere dei trattamenti ad altissima tecnologia e professionalità per i loro problemi riproduttivi. Sarà un centro di riferimento anche oltre i confini dell'ULSS 3, proprio per poter contribuire a contenere la forte tendenza alla denatalità. È un servizio sempre più necessario, tenete conto che noi purtroppo siamo fanalino di coda d'Europa per natalità e per età al primo parto. Dall'ultimo report Istat parliamo di 33,1 anni al primo parto. E questo a sua volta sta contribuendo al calo demografico e all'aumento delle problematiche riproduttive. Contemporaneamente al centro, all'ospedale di Chioggia si realizzerà anche il nuovo blocco parto travaglio. Stiamo portando avanti un importante lavoro, un importante investimento che riguarda sia la componente ospedaliera sia la componente territoriale. Dentro l'ospedale stiamo realizzando il blocco parto travaglio, che sarà un punto importante per questa struttura, e la PMA, che invece sarà un punto di riferimento per tutta l'azienda. Un sopralluogo è stato effettuato anche alle strutture sismiche che, già messe in opera, fanno dell'ospedale uno dei più sicuri del nord Italia. E ora invece il progetto Musica in Corsia, approdato anche all'ospedale di San Donà di Piave, portando per la prima volta della musica dal vivo, appositamente selezionata per essere a misura di paziente. Da Giacomo Puccini a George Gershwin, le note di arie e canzoni si diffondono per gli ambienti dell'ospedale di San Donà di Piave, portando per la prima volta della musica dal vivo appositamente selezionata per essere a misura di paziente. È la 25esima edizione del progetto Musica in Corsia, che, coordinata dal direttore artistico Alberto De Piero, è stata dedicata all'autore Domenico Stellini, scomparso 2 anni fa. Questo progetto è stato scritto 25 anni fa, la cui finalità è quella di puntare all'umanizzazione del paziente e quindi alla crescita umana del paziente e della salute nel decorso della degenza.
Ricorre quest'anno il 25esimo anno di questo progetto. Noi, in collaborazione anche con la Regione Veneto e l'Assessorato alla Sanità, abbiamo deciso di festeggiare questo anniversario organizzando un ciclo di concerti in tutti gli ospedali della Regione Veneto. Per oltre un'ora le note al pianoforte di Romilda Beraldo e le voci del tenore Dario Magnabosco e del soprano Anna Consolaro si sono guadagnate gli applausi del personale dell'ospedale e di qualche degente. È un momento sì per portare un po' di musica e quindi di arte all'interno di una struttura dove i sanitari hanno la loro arte, che è quella della medicina, ma crediamo che per i pazienti e anche per gli operatori anche la musica possa essere un momento, diciamo, che può dare sollievo e in qualche modo anche un momento di spensieratezza in un contesto dove normalmente si viene per curarsi. In questi giorni ci sono state le celebrazioni naturalmente del 4 novembre un po' in tutti i comuni. Al Parco delle Rimembranze di Mira, in Riviera Silvio Trentin, presenti il sindaco Marco Doria e il presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Girolamo Itollo. Dopo l'alzabandiera con inaugurazione del pennone sono stati resi gli onori ai caduti e deposta una corona d'alloro e onorato anche il centenario del Milite Ignoto con una corona commemorativa. Ci sono tra l'altro territori che anche domani proseguiranno queste celebrazioni. È tutto per questa edizione del telegiornale su Venezia. Io vi ringrazio per averci seguito. Tra poco, come sempre, l'edizione di Treviso e ora andremo a vedere che tempo farà domani. Arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Previsione del tempo per domenica 6 novembre. Sul Veneto permangono condizioni di stabilità, non sono attese piogge, sarà in prevalenza soleggiato, non si esclude la presenza di nubi irregolari, specie verso est, alternate a schiarite. Temperature minime comprese tra 3 e 8 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo locali addensamenti innocui. Temperature minime comprese tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 16 gradi. Sul Trentino Alto Adige, sole dappertutto con qualche annuvolamento senza conseguenze. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime intorno ai 15 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.